Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Taglio di Po, zona marina, siamo con il sindaco Francesco Siviero. Purtroppo ultimamente nei giornali appare un'immagine dei cittadini del nostro territorio abbastanza negativa. Terra di bracconieri, terra di persone che uccidono gli animali, fanno maltrattamenti, cose negative che il sindaco appunto qua presente vuole specificare e vuole sottolineare com'è effettivamente la realtà. Buongiorno sindaco. Sì, ciao Leandro e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, effettivamente l'immagine che ultimamente sta emergendo del Delta, che comunque ricordo è un territorio di circa 70.000 persone, sembra quasi l'immagine del Far West. Ormai assistiamo sui social e anche sui giornali, qualsiasi persona che magari non dico si sveglia la mattina, però rileva un problema, lo mette in luce in maniera da far sembrare le genti che popolano questo territorio come dei bracconieri, come dei predoni, come dei criminali. Veramente sembra quasi, leggendo il giornale, di essere nel Far West. E questo purtroppo mi dispiace, perché vedo anche tanti esponenti politici che ricoprono ruoli istituzionali importantissimi, che non hanno mai parlato con nessun sindaco del territorio, si permettono di scrivere tante cose facendo articoli sui giornali oppure post su Facebook che mettono in cattiva luce la nostra comunità, le nostre comunità. E quindi, sindaco, il suo pensiero qual è per far fronte anche a tutte queste malelingue proprio sugli abitanti del Delta? Allora, è ovvio che un territorio complesso, fragile, complicato come questo qua del Delta ha un sacco di fragilità, e quindi ci scontriamo tutti i giorni con persone che commettono errori, che sbagliano, e per questo vengono sanzionate. Però attaccare anche un po', come ho visto ultimamente, a 360 gradi, quindi l'agricoltura non va bene, la pesca non va bene, tutte le altre attività legate all'uomo in questo territorio non vanno bene, non è sicuramente un modo per risolvere il problema, perché ci troviamo veramente ad operare con tanti pescatori che adesso stanno utilizzando anche la formula del pescaturismo e quindi stanno incrementando un'attività di conoscenza del nostro territorio. Abbiamo tanti agricoltori che investono sul proprio territorio, c'è anche chi magari ha aperto un birrificio, chi ha lanciato una propria marca di prodotti magari derivanti dal riso, chi sta investendo anche nella ricettività. Abbiamo tutta una serie di figure che stanno investendo nel proprio territorio sia tempo che anche risorse economiche, e che non è giusto che vengano messi all'interno di quel fascio, perché magari ti fa raggiungere più click parlare di un problema e mettere in risalto un problema, che dire guarda sì c'è questo problema, però ho una collettività che sta rispondendo, sta crescendo insieme al proprio territorio e alle proprie comunità. Ecco, non è nel nostro DNA, io parlo da deltino, un po' piangerci addosso, non essere consapevoli dell'importanza del territorio, di questa zona straordinaria che è appunto il Delta, eccetera, e troviamo sempre la magagna, proprio noi per primi. Sì, un po', diciamo, ci facciamo tanto male da soli. Per tanto tempo abbiamo avuto un po' la mentalità degli alluvionati, dagli anni 50 in poi. Ad esempio questo territorio qua ha subito 2 alluvioni negli anni 60. Ci portiamo anche dietro un po' la mentalità del Signor Paron, perché siamo sempre stati terreno di conquista o di svendita, diciamo così, prima con i veneziani. Ad esempio Villa Calzena, Taglio di Po era una residenza di caccia, diciamo così, un casino di caccia di nobili veneziani. Però questa mentalità è una mentalità di tanti anni fa. Adesso abbiamo tante persone che hanno studiato anche nelle migliori università, si stanno facendo valere in giro per il mondo, e quindi non dobbiamo più avere la mentalità di mamma mia, viene quello da fuori, quante cose sa. Siamo noi a conoscere il nostro territorio e noi sappiamo quello che serve per il nostro territorio. E quindi sentire anche tanta gente che viene qua a criticare come noi gestiamo il territorio, quando magari i problemi che ha questo territorio derivano dagli antenati di questi signori che magari abitavano un po' più in su, geograficamente parlando, è logico che ti lascia sempre un po' l'amaro in bocca. Ecco, quindi sottolineando il fatto che condivido le sue parole, Polesani tiriamocela. Sa che io ho questo slogan che sto insistendo. Più che Polesani tiriamocela, abbiamo le capacità, abbiamo le competenze, abbiamo le conoscenze,
siamo a casa nostra, dobbiamo sempre ricordarci che siamo a casa nostra, e quindi cerchiamo di farci valere, di mettere in luce quelli che sono gli aspetti migliori del nostro territorio, contrastando anche tutti quei fenomeni di abusivismo che esistono, però non contrastandoli facendo un post su Facebook e così prendo un sacco di like, ma veramente operando sul territorio e riuscendo a portare a casa quelle che sono le necessità di cui abbiamo bisogno. Sappiamo adesso è un territorio fragile, un territorio, come si diceva l'altro giorno con la Commissione Agricoltura, costoso, perché per mantenerci asciutti dobbiamo pagare tanti soldi, ad esempio di energia elettrica, però abbiamo tutte le facoltà e le possibilità per poter rilanciare ancora di più questo territorio che veramente, anche da un punto di vista turistico, sta vivendo una buona età dell'oro, sempre costantemente in crescita.